È evidente la diffusione che questo fenomeno ha assunto ai nostri giorni. Non c'è quotidiano o rivista che non includa al suo interno pagine dedicate all'oroscopo. In alcuni paesi ci sono addirittura interi canali dedicati all'astrologia. Ci sono persino professori laureati in scienze occulte. Che possiamo dire di questo fenomeno? L'oroscopo deriva dall'antica astrologia, non naturale, ma giudiziaria, che trattava di scoprire l'influenza degli astri sulla vita dell'uomo. Per una maggior esattezza, l'oroscopo designa la mappa con le posizioni dei pianeti in un istante secondo la loro relazione con il Sole e la Terra. Per derivazione si chiama l'oroscopo la predizione che si pretende di ricavare da questa osservazione. In tutti i tempi l'uomo ha sentito interesse per la conoscenza del futuro. È vero, e nessuno può negarlo, che gli astri esercitano un certo tipo di influsso sulle realtà del mondo, anche sull'uomo, ad esempio sull'umore, gli stati d'animo e la stessa salute umana. Ma non si accetta in nessun modo che questo possa servire per prevedere gli atti futuri liberi degli uomini, dato che il futuro si può prevedere a partire da un fatto concreto, come l'effetto dalla sua causa. Ad esempio, è previsto, se io metto la mano nel fuoco, mi brucerò. Mica si deve essere mago per sapere questo. Già diceva il profeta Geremia, non imitate la condotta dei pagani e non abbiate paura dei segni del cielo. E nel libro del Levitico leggiamo, non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio. La Chiesa ha parlato su questo tema fin dai tempi antichi, condannando la credenza nell'astrologia. Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica: tutte le forme di divinazione sono da respingere, ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire. La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza e il ricorso ai medium manifestano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia ed infine sugli uomini ed insieme un desiderio di rendersi propizi alle potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto, congiunto a timore amante che dobbiamo a Dio solo. Ogni genere di divinazione nasce in definitiva dalla mancanza di fede nel vero Dio ed è il castigo dell'abbandono della fede autentica. Scusi, Sì. se io credo nell'astrologia o nell'oroscopo, io commetto un peccato? Vuoi sapere se tu, credendo nell'oroscopo o all'astrologia, commetti un peccato? Sì. Se uno ricorre a queste pratiche sul serio, certamente commette un peccato di superstizione propriamente detto, potendo incluso giungere anche all'idolatria. E se io leggo l'oroscopo solo per curiosità, io commetto un peccato? Se uno si mette a leggere, l'oroscopo soltanto per curiosità, è un passatempo, però passatempo inutile. Quindi voi dovete ricordare che noi nel giorno del giudizio dovremo rispondere anche per ogni cosa vana. Quindi questo passatempo inutile piano piano ti può portare al raffreddamento della tua fede. A volte mi è capitato che le predizioni dell'astrologia o dell'oroscopo fossero tutte giuste. Si tratta solo di coincidenze oppure c'è qualcosa di più? Chi interviene in questo caso quando si realizza ciò? Certamente delle volte, le persone che fanno l'oroscopi, delle volte azzeccano, in qualche modo, una delle tante possibilità.
ma non sempre e non nella maggioranza dei casi. Ad esempio, diciamo, per svelare quel mistero, io conosco un seminarista che studia in Argentina. Il suo padre è il direttore di un giornale e un giorno dovevano pubblicare il giornale e non c'era la persona che doveva fare l'oroscopo. Allora il direttore del giornale si è messo a pensare che possiamo fare, alla fine ha preso dei vecchi giornali, ha copiato diversi oroscopi e li ha messi. Al giorno prossimo, dopo la pubblicazione della Gazzetta, li chiamarono tantissime persone ringraziandolo che lui è stato molto bravo, cioè non sapevano che l'ha fatto lui, ma mandavano tanti auguri alla persona che faceva quell'oroscopo. Quindi, per concludere, occorre affidarsi sempre e solamente alla divina provvidenza, che ha disposto tutte le cose con peso, numero e misura esatta. La Madonna ci tenga sempre lontani di ogni forma di indebolimento della nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo.